Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, anche ieri è stata una pessima giornata per lor signori, per le anime belle, i buoni, i giusti, quelli che sono avvezzi, diciamo, offendere i disabili in TV, per capirci. Ma adesso non vogliamo riaprire una pagina tristissima di cui abbiamo parlato ieri, vogliamo invece parlare di un ennesimo caso di fossato spalancato gigantesco tra le aspettative di lor signori e la realtà. Sì, perché in base alle prime ieri doveva essere il giorno in cui si consumava, no, lo strappo definitivo tra l'amministrazione dell'orco Trump, che è per loro signore la principale minaccia mondiale, non Xi Jinping, i tagliagole iraniani, Vladimir Putin, no, il presidente della più grande democrazia del mondo. Comunque, lo strappo tra l'amministrazione Trump e la Santa Sede e il capo spirituale della Chiesa Cattolica, Papa Leone, perché c'hanno in avvicinamento all'incontro di ieri tra il segretario di Stato Rubio e Papa Leone, ci hanno raccontato che era una sorta, no, di OK Corral, dove si sarebbe visto plasticamente tutto il distacco tra l'amministrazione americana e il primo Papa americano della storia. Bene, con puntualità ormai elvetica è andata esattamente al contrario delle aspettative e delle profezie di lor signori. Molto interessante una ricostruzione che c'è oggi sul Tempo del vaticanista Francesco Capozza, che racconta come fonti dell'entourage papale abbiano parlato, già la dichiarazione, diciamo, pubblica di Pragmatica è stata di un incontro positivo, ma queste fonti sentite appunto dal vaticanista del Tempo sarebbero andate oltre, un faccia a faccia molto più positivo e costruttivo di quanto si potesse immaginare nei giorni scorsi. Addirittura sottolineano che certe ricostruzioni fantasiose sulle liti e il dissilio insanabile con Trump lette negli ultimi giorni hanno molto divertito il Papa. Continuano queste fonti a riferire che il segretario di Stato e Sua Santità avrebbero parlato, guarda un po', non delle intemperanze, a volte oggettive, a volte oggettivamente fuori luogo di Trump, ma dello scenario globale, dei conflitti, della possibile risoluzione di essi, peraltro da parte di un'amministrazione, lo ricordiamo, che non è proprio per sua genesi un'amministrazione interventista che vuole accendere focolai bellici, anzi li vuole spegnere tendenzialmente. Non può neanche chiudere gli occhi però di fronte al fatto, e questo lo ha ricordato Rubio al Papa secondo tutte le ricostruzioni, che è un pericolo per il mondo il fatto che una club di tagliagole totalitari come gli Ayatollah o peggio i Pasdaran entrino in possesso dell'arma nucleare. Questo l'incontro, e poi c'è il dato di fondo, cioè c'è il dato politico di fondo, che è quello che davvero turba e turberà lor signori. Cioè ieri si aspettavano la disfatta del trumpismo al cospetto del Papa, non è andato in scena niente del genere, è nata invece con una semplificazione, perché chi frequenta la politica americana, la legge, la studia, lo sapeva già, ma è nata plasticamente per il grande pubblico una stella politica, quella di Marco Rubio. Cioè si è reso palese che esisterà un trumpismo oltre Trump, cioè che il conservatorismo nazionale, identitario, che come tale è una bussola imprescindibile per tutte le destre occidentali, che incarna Trump, sopravviverà Trump e ha già un volto dal pedigree inattaccabile. Marco Rubio è un esponente storico della destra repubblicana, anche precedente a Trump, ha fatto tutto un cursus honorum, è un neoconservatore ma non tra i più fondamentalisti, tant'è che è sopravvissuto nell'era Trump, figlio di emigrati che sono scappati dalla dittatura comunista di Cuba, con abilità diplomatiche oggettive, con un linguaggio anche, come dire, più rassicurante, se volete convenzionale, di Trump, ma che rappresenta la stessa agenda. Perché? Perché le ragioni storiche che hanno prodotto il trumpismo non cesseranno con l'uscita dell'orco dalla Casa Bianca.
politica, il problema di un globalismo sbilanciato contro gli interessi e le economie occidentali, tendenzialmente a favore di soggetti che praticano la concorrenza sleale, come la Cina comunista, rimarrà. Il problema di un Occidente che è intrappolato in questa follia per cui vuole rinunciare alla sua anima, nel masochismo woke, per cui vuole mortificarsi, aprire le frontiere indiscriminatamente, sciogliere la propria identità, scusarsi per essa, diventare una landa multiculturale indistinta. Questa follia che ha prodotto il trumpismo come fenomeno politico rimarrà, e Rubio la contrasta nettamente. Lo ha detto nel suo discorso recente a Monaco, dove ha detto: Europa, svegliati, noi amiamo l'Europa in quanto culla della civiltà occidentale, ma vogliamo che si svegli. Tutto questo sopravviverà a Trump e ha già le fattezze di una leadership che ha ricucito o comunque smentito loro signori rispetto ai rapporti tra Washington e Santa Sede, che oggi incontrerà Giorgia Meloni, e questo è un pronostico facile, anche oggi praticherà un linguaggio di diplomazia politica, non di rottura, e quindi loro signori erano partiti 48 ore fa aspettandosi la disfatta del trumpismo in Vaticano, si trovano con una nuova stella politica che potrebbe seriamente portare il trumpismo oltre Trump. Diciamo che immagino che il consumo di Malox abbia conosciuto un'impennata. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché c'è la nostra intervista settimanale come ogni venerdì mattina. Questa settimana non potevamo non approfondire gli sviluppi clamorosi del caso Garlasco. Vi aspetto.